Buongiorno e ben ritrovati, è il 20 novembre, venerdì è il giorno in cui il governo comanda color, quindi nell'arco di qualche ora sapremo un po' quali regioni cambiano il proprio scenario di gravità, questo lo sappiamo molto bene. Poi ci sono le dichiarazioni del Premier Conte sul governo, sul Natale, quindi che deve essere sobrio, è chiaro che non ci dobbiamo baciare e abbracciare, tutte queste cose qua, i veglioni, i cenoni con 20 persone, tutto impossibile, questo l'ha detto molto chiaramente ieri, lo abbiamo anche riascoltato a Ring. Questa sera tra l'altro parleremo di Parco del Mare con le novità che vengono presentate tra poco a Trieste, quindi anche sul fronte turismo è molto interessante, ma ne parleremo su Tele4. Bene. Gli scenari sono due, intanto vediamo anche le prime pagine dei giornali. Scoppia il caso dei test rapidi, questa è una conferenza stampa di ieri di Zaia ed è molto interessante, dopo ne parleremo. Vediamo dal Corriere del Veneto invece al Gazzettino, il Veneto dovrebbe restare giallo, questa è la rassicurazione che è arrivata da Speranza a Luca Zaia, mentre ancora una volta Federica e per il Friuli Venezia Giulia c'è un po' di preoccupazione, cioè addirittura il paradosso che si possa passare in rosso, quindi dall'arancione al rosso. Natale, vedete, il governo studia la tregua, che è quella di cui abbiamo parlato già ieri, con la possibilità di riapertura per i ristoratori dal 3 dicembre. Ieri ancora imprenditori, ristoratori, negozianti, chef erano in piazza ieri a Trieste, abbiamo seguito anche questo in diretta. Che c'è dopo? Per esempio scegliamo la Tribuna, dove si vive una forte preoccupazione, addirittura c'è l'appello dei medici a chiedere che il Veneto sia zona rossa, il Veneto zona rossa, perché c'è una pressione peggio di marzo quando negli ospedali. Covid Vax, qui invece si concentrano in apertura sul vaccino Covid, la regione si prepara. Ieri la lunga conferenza stampa c'era anche la dottoressa Russo, direttrice della prevenzione del Veneto, che ha parlato appunto dei vaccini anti-influenzali, i famosi vaccini che tutti ci hanno detto che ci dobbiamo fare e non ci sono, e anche il vaccino Covid a sua distribuzione. Bene, vado subito velocemente con altri temi, perché è poi interessante anche nei numeri. Ieri sera avevamo uno pneumologo ospite a Ring su Tele4 che dice che lo stress delle aree mediche, dei reparti si sta però per fortuna allentando, ma i contagi di ieri, questo è il piccolo, il giorno più nero, 1197 casi in 24 ore, il Friuli Venezia Giulia lo spettro della zona rossa. Vedete, questa poi è la preoccupazione che adesso si agita. Bene, oggi è il giorno dei colori, no? Il governo comanda color come la filastrocca, quando eravamo bambini. I parametri potrebbero restare invariati, cioè i criteri fino al 3 dicembre, scusate, cioè i 21 criteri, il governo li ha ascoltati, i governatori hanno detto bravi, bene, molto interessante, ma comunque restano quei criteri. Ora dicono che restano fino al 3 dicembre, ma insomma i 21 criteri, che sono molto complicati, l'abbiamo detto 1.000.000 di volte, restano probabilmente fino al 3 dicembre. Poi chissà. Vi faccio un esempio su alcuni dati. L'occupazione in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le aree mediche, quindi i reparti, in Veneto sono una percentuale del 33, la soglia di crisi, definiamola così, è il 40. In Friuli Venezia Giulia è il 36 reparti. 33 Veneto, 36 Friuli Venezia Giulia, 40 è il limite crisi. Terapie intensive, 27, sono 296 persone, 27% in Veneto, 25% in Friuli Venezia Giulia, che è la prima in Italia, con 48 persone attualmente in terapia intensiva, quindi è il dato più performante, il migliore d'Italia è quello del Friuli Venezia Giulia, con 48 persone in terapia intensiva, che vuol dire 25% su 30 di soglia massima, mentre il Veneto è a 27. Per Miozzo, sapete, bisogna evitare l'assalto ai negozi, ai centri commerciali, molto bene. Allora torniamo a Galli che dice di acquistare online e che quindi ovviamente immaginerete che bella reazione che possono aver avuto i negozianti di prossimità, le persone che bisogna aiutare, imprenditori e famiglie che bisogna aiutare, e si sentono dire Galli acquistate online. Leggetevi, se avete il tempo, Marco Pangos sul sito ferdinandavarino.it, che di questo parla, come è molto facile, ci sembra di non centrare nulla a noi, di non spendere neanche i nostri soldi se compriamo online. Con acquista ora si fa molto rapidamente, poi arriva dopo qualche giorno e tutto è molto più semplice. Bassetti ha detto abbiamo
abbiamo sbagliato a contare i morti di Covid, grazie, lo diciamo da mesi, ma questo ormai è passato alla storia, cioè anche un infartuato che aveva però una leggera positività è annoverato come morto Covid. Questo ormai lo sappiamo da mesi, guardate i dati della Germania, guardate la Cina, ma guardate i dati della Germania che semplicemente conta diversamente i morti e sono molti meno quelli di Covid perché sono puramente Covid, non so come ovviamente hanno scelto di catalogare, mentre noi abbiamo scelto di considerare chiunque cosa che avevamo scoperto noi mesi fa, anche chi è guarito da mesi e muore per tutt'altra causa, esempio incidente stradale, viene annoverato come morto Covid. Ormai questo è passato alla storia come una cosa naturale e semplice, però non ce lo dicevano. C'è il caso dei test rapidi in Veneto, i medici, ci sono alcuni medici che hanno scritto al Comitato Tecnico Scientifico Regionale, che scrive al Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. La cosa curiosa è che non c'è solo Crisanti tra questi medici, c'è anche la primaria di infettivologia di Padova, di malattie infettive. Insomma, cosa dicono? Per noi, per testare i medici, ci vuole solo il tampone molecolare, non possiamo usare il test rapido. E questa è una cosa che, se ci pensate, è incredibile, perché stiamo spingendo i test i test rapidi. Ieri ancora l'Unione Europea ha detto ai paesi: andate avanti su questo, fate più test rapidi, serviranno per riavviare anche il mercato del turistico, non solo del lavoro, gli aeroporti, insomma, no, serviranno per gli aerei, i viaggi. Bene, arrivano questi medici e dicono: per noi medici, per sicurezza, bisogna fare solo il molecolare, quindi quello più lungo, più complesso, più attendibile, quando invece gli stessi microbiologi, come per esempio Rigoli, sostengono che il test rapido è attendibile tanto quanto. Insomma, incredibile, ci si trova questa cosa in casa nel momento in cui vogliamo spingere i test rapidi per tornare a una vita più normale possibile. I medici dicono no, a noi no, e i sindacati vanno dietro a questa idea. Quindi noi possiamo usare i test rapidi per noi comuni mortali, per chi va a lavorare, chi lavora in impresa, i giornalisti che vanno a fare le conferenze stampa, per tutti questi. I medici no, che sono l'area più critica, se non c'è alcun dubbio. Ma allora dobbiamo capire se questi test valgono o non valgono. Valgono o non valgono, ed è l'appello poi ovviamente che fa Zaia, e dice: allora, ora deve decidere il Comitato Tecnico Scientifico, che già li ha validati. Comunque due pesi, due misure. Veneto potrebbe restare giallo fino al 3 dicembre, ve l'ho detto. Ieri un sindaco di Palmanova scatenatissimo a Ring, Martinez, sul Covid e lo sparpagliamento dei pazienti, dicono loro, appunto negli ospedali, e quindi anche a Palmanova, che oggi scoppia. Ho visto anche le aperture dei giornali. Vaccino influenza, sono 800.000 le dosi di solito prese. Questa è una cosa che mi manda in bestia, l'ho già detto per mesi, abbiamo ripetuto: fatevi almeno il vaccino influenzale. Bene, le dosi non ci sono. 800.000 ne prende di solito il Veneto, quest'anno ne ha comprato 1,3 milioni, poi ne arriveranno altre 50.000 dal Ministero, si pensa, almeno sono opzionate, più 80.000 comunque acquistate. Però insomma il risultato è che questo vaccino non c'è. Il giorno governo comanda colore, vedremo come andrà. Ci vediamo comunque stasera a Ring alle 21:05. Grazie, buona giornata.